Veneto Escape è stato un grande sprone per l'ULSS 20 che in un periodo di crisi in cui la parola crisi è un po' la password per trovare soluzioni di sostenibilità, ci ha consentito di risparmiare risorse e ci ha consentito di dare un servizio migliore ai cittadini. Certo, non è stato tutto molto semplice perché si tratta di cambiare una mentalità, il famoso change management che ci obbliga ad adeguarci ai tempi, e il coinvolgimento del personale in primis è stato fondamentale e anche un grande coinvolgimento degli utenti che inizialmente temevano un po' di non riuscire ad accedere ai loro referti. A questo ha sopperito la grande sinergia che si è instaurata sul territorio di Verona con le istituzioni. Federpharma è stata la prima che ci è venuta incontro aiutando i nostri cittadini a scaricare i referti anche presso le farmacie aderenti a Federpharma, e successivamente tutte le farmacie del territorio ci sono venute in supporto. I dati sono molto stimolanti. Ad oggi il 50% dei referti vengono scaricati via internet, facilitando, come dicevamo, l'accesso degli utenti e soprattutto avendo una risposta in tempo reale, cioè al momento in cui laboratorio o comunque strutture, tutte le strutture erogano, firmano le prestazioni.